flotta sopra i più bei monumenti dell'isola, come la reggia nuragica di Barumini o l'altare preistorico di Monte d'Accoddi. Progressi tecnologici in grado di aprire nuovi orizzonti rispetto a quelli offerti da Second Life, l'ultima trovata per gli internauti del terzo millennio. Oltre il confine della chat, Second Life consente l'accesso ad un mondo virtuale tridimensionale dove confrontarsi dialogando con la propria voce attraverso l'avatar, ovvero l'alter ego nella seconda vita immaginaria, teletrasportarsi in un mondo magico. A Second Life accedono oggi circa 9 milioni di utenti. Due fratelli di Porto Torres hanno intuito per primi le prospettive offerte da Second Life, acquistando i diritti e uno spazio dove hanno riprodotto una Sardegna virtuale. In pratica noi puntiamo soprattutto alla promozione delle tradizioni e della cultura della Sardegna attraverso la creazione, la ricostruzione di monumenti, i più importanti monumenti sardi, e poi abbiamo anche ricostruito alcuni locali dove si può socializzare e la gente può comunicare o chattando oppure da poco anche parlando attraverso microfono e cuffia. Sardinia Second Life guarda ora al futuro, aprendo spazi alla promozione di aziende, prodotti e servizi, perché nel business è meglio stare con i piedi per terra.